Ha preso il via il progetto Unisco, ecosistema intelligente a supporto del co-housing di persone fragili. È stato finanziato dalla Regione Veneto tramite il Fondo Sociale Europeo con il Fondo Europeo Plus. Il progetto intende definire, implementare e valutare un modello coesivo e inclusivo dell'abitare per persone vulnerabili, supportato da un ecosistema tecnologico innovativo integrato con protocolli di intervento sociosanitari, una vera e propria digital twin per la cura, il benessere e la promozione dell'autonomia. Il ruolo dell'università nell'ambito di questa nuova collaborazione? La nostra università è coinvolta principalmente con il Dipartimento di Ingegneria per la Medicina e Innovazione e con gli altri dipartimenti della Facoltà di Medicina. Contribuisce in due ambiti. Da un lato sviluppando un sistema basato su tecnologie indossabili ambientali e quindi legate al concetto di Internet of Things per monitorare il comportamento e il benessere delle persone che abiteranno in queste situazioni di co-housing, e dall'altro per sviluppare tutti i protocolli socioassistenziali di aiuto a queste persone. Ci sarà chi si preoccupa dell'aspetto neurologico, chi si preoccupa dell'aspetto del movimento, chi si preoccupa di valutare le funzionalità fisiche, chi si preoccupa di gestire magari gli aspetti relativi al dolore, al trattamento farmacologico, eccetera. Quindi si cerca di integrare le competenze ingegneristiche e mediche proprio per creare un ecosistema intelligente a supporto di persone con fragilità. Questo nuovo progetto che vari dipartimenti dell'Ateneo hanno vinto e a cui hanno collaborato permette per esempio di esplorare delle problematiche di pazienti neurologici, esiti di stroke, pazienti con Parkinson, pazienti con demenza, che risiedono in strutture protette nell'ottica di migliorare tramite la telemedicina un'interazione tra ospedale, territorio e ovviamente fare ricerca, questo è il ruolo dell'Ateneo, per migliorare la qualità della vita di questi pazienti, ridurre le complicanze, evitare per esempio gli accessi inappropriati in ospedale. Una nuova sinergia che è già esistente tra il nostro Ateneo e ADOA. Già dal 2015 è iniziato questo rapporto tra l'Associazione Diocesana Opere Assistenziali di Verona e l'Università degli Studi di Verona. Nel 2018 con il primo accordo di studio e ricerca col Dipartimento di Management. Oggi qui festeggiamo il nostro 6° accordo di studio e ricerca quinquennale con il Dipartimento neonato di Ingegneria per la Medicina di Innovazione. Il progetto ADOA e Università di Verona ha dato frutto anche alla possibilità per 7 giovani ricercatrici e ricercatori di lavorare nel progetto di ricerca stesso. Certo, è molto importante sottolineare come la possibilità di finanziamenti attraverso il fondo europeo attribuito alla Regione Veneto abbia reso possibile appunto l'attività di 7 giovani ricercatori sia di area medica che di area ingegneristica di poter partecipare al progetto e quindi sviluppare alcune tematiche di ricerca e nello stesso tempo formarsi e fare un'esperienza sul campo che sicuramente poi porteranno nella loro vita professionale. Sottolineare proprio come le competenze, la conoscenza sviluppata all'interno dell'università non sia qualcosa di avulso dalla società, ma sia una parte integrante che si fa poi servizio per le persone, seguendo dei filoni, come dire, tematici comuni che sono quelli della libertà, dell'empowerment, dell'autonomia. Il progetto di ADOA e Università di Verona sintetizza quello che è questo passaggio atteso dalla medicina dei bisogni alla medicina dei desideri. In che modo? Quando abbiamo problemi di salute desidereremmo essere curati nel nostro ambiente vitale, nel nostro contesto più affettivamente gratificante, perciò questo accordo rende possibile di fare in modo che sia la medicina che si fa prossima al malato e non il contrario.